Ciao, nel video di oggi ti voglio parlare dei miei strumenti da taglio che utilizzo nelle mie uscite bushcraft. Alla fine però questi attrezzi me li porto dietro anche quando vado a fare trekking, spesso quando mi fermo 2 giorni, magari dormo in una casera. Per cui nel video di oggi ti parlo del mio coltello, del mio tomahawk e del mio segaccio. Buona visione! Allora, il primo strumento di cui ti parlo è il coltello. Questo è un Bushlore della Condor. Condor è una ditta di El Salvador dell'America centrale che produce diversi tipi di coltelli. Questo coltello è full tang, ha una larghezza di circa 3 mm e una geometria drop point. L'acciaio è un acciaio al carbonio 1075, è molto semplice da affilare e mantiene anche abbastanza bene il filo. Le sue guancette sono in legno di noce e quando arriva a casa arriva nella sua confezione e viene venduto assieme al fodero in cuoio, fatto molto bene con le cuciture e le borchie, che ha una buona ritenuta. Questo coltello, diciamo, se vogliamo parlare di coltelli non made in China, lo possiamo inserire nei coltelli di fascia, diciamo, economica. Io questo l'ho pagato intorno ai 60 euro spedito a casa, l'ho preso su Amazon. E il fatto che non costi eccessivamente è stato uno dei motivi per cui l'ho scelto. Innanzitutto volevo un coltello da, diciamo, bushcraft, quindi diciamo un po' rustico, manico in legno e forma un po' da bushcraft, quindi ho trovato questo, mi piaceva sia come forma e anche il prezzo. Quando l'ho acquistato ormai circa 2 anni fa non sapevo se poi mi sarebbe effettivamente piaciuto continuare a fare bushcraft, quindi volevo qualcosa che non costasse eccessivamente, e questo qui ha soddisfatto tutte le caratteristiche che cercavo. In questi 2 anni mi sono trovato davvero bene, lui è arrivato a casa già affilato, io ogni tanto gli rifaccio il filo utilizzando la classica pietra di C4 e ti dico, il filo lo mantiene abbastanza bene, lo devo affilare veramente poche volte e lo utilizzo per fare batoning, un po' di chopping, carving, intaglio, va molto bene per fare un po' tutto. E se mai si dovesse rompere o mi stufassi, ho speso 60 euro, insomma sì, non sono pochi ma non sono neanche tanti confrontati con altri prezzi di coltelli, diciamo, non cinesi. L'unica cosa magari un po', diciamo, negativa è il fatto che l'acciaio al carbonio 1075, se messo via bagnato o sporco, tende a fare un po' di ruggine. Io quando torno a casa lo pulisco e lo ingrasso con un po' di WD-40, così non ho mai avuto problemi. Certo non lo utilizzo per tagliare il cibo, questo per me è solamente un coltello da lavoro. Il secondo attrezzo di cui ti voglio parlare è il tomahawk. Questo è un trailhawk della Cold Steel. Ho già fatto un video su questo attrezzo dove ti mostro come sono arrivato a questo livello di customizzazione. Quando lo si compra non è così, ha la testa nera, il manico non è un po' bruciato. Come già spiegavo nell'altro video, questo l'ho comprato perché volevo un attrezzo da spacco piccolo, poco ingombrante e poco pesante, diciamo poco appariscente. Quindi la mia scelta era ricaduta o sulle accette da trekking, come quella della Ultaforce o della Fiskars, oppure i Tomahawk. Poi, siccome il Tomahawk mi piace come idea, come design, alla fine ho comprato questo. Questo ce l'ho da meno di 1 anno, però l'ho già utilizzato in diverse occasioni. Devo dire che sono soddisfatto, abbastanza soddisfatto, diciamo non 100%, mettiamo un 95%. Perché? Perché è un po' piccolo, la testa è poco pesante e nello spacco fa un po' di fatica. Va bene per tronchetti di 10-15 cm, più grossi fa molta fatica. Poi come già anche spiegavo nell'altro video, io non ho necessità di andare a processare grossi quantitativi di legni molto grossi, però fosse stato leggermente più grande forse era meglio. Esiste un modello un po' più grande che ha anche qui il martelletto fatto in maniera diversa, è stato recensito da poco da Abilis Channel, ora non ricordo il nome dello strumento, forse quello sarebbe stato il più indicato
per sia lo spacco, il chopping e altri lavori. Questo è fenomenale nel chopping, mangia il legno benissimo. Ho tirato giù qualche albero, ho fatto dei pali, la punta, qualche palo, poi il martelletto va molto bene per battere, quindi sì, sono soddisfatto dell'acquisto quasi completamente. Fosse un po' più pesante, magari avesse il tagliente leggermente più lungo, sarei veramente soddisfatto al 100%. Questo io l'ho comprato in una coltelleria, ti lascerò il video sotto in descrizione. Non l'ho trovato né su eBay né su Amazon. Anche questo qui non ha un costo eccessivo, adesso non mi ricordo però quanto è, ma credo sia anche questo sui 40-50 euro. È uno strumento davvero duttile. L'ultimo strumento di cui ti voglio parlare è il mio segaccio. Questo è un classico segaccio, l'ho acquistato in un brico. Questo qua non so neanche di che marca sia, è della Hasso. L'ho comprato in un brico, devo aver speso anche per questo una quindicina di euro ed è uno strumento veramente utilissimo. Questo è quello che utilizzo più spesso di tutti questi tre. Me lo porto dietro anche quando vado a fare trekking, quando faccio trekking di più giorni me lo porto dietro sempre, e anche se magari vado a fare trekking in zone un po' diciamo impervie, perché questo non pesa niente, occupa pochissimo posto, dopo si apre, è in grado anche questo di tagliare tronchetti fino a 20 cm senza grossi problemi. Poi fa un po' di più fatica ma si arriva, ho tagliato qualcosa anche di più grosso, si fa un po' di fatica ma ce la fa. I denti hanno diciamo una geometria che aumenta il taglio quando si tira, per cui si spinge, poi si tira e taglia molto. Taglia veramente benissimo, i denti super affilati, anche questo devo avercelo da un paio di anni. Sì, per quanto l'ho pagato ha veramente una buona qualità. La lama può essere smontata, però non credo che vendano i ricambi di questi. Questo qui è comunque un prodotto tra virgolette base. Di questi segacci esistono modelli professionali, come ad esempio la Fiskars fa questi modelli, se no ci sono anche di altre marche, costano di più, probabilmente sono più performanti, hanno lame anche più lunghe, però le lame si possono cambiare, hanno vari denti. Questo qui è un po', questo l'ho acquistato seguendo un po' la filosofia soprattutto del coltello, cioè volevo un segaccio ma non sapevo se poi effettivamente avrei continuato ad utilizzarlo, quindi ho comprato non proprio il più scarso, quello che costava meno, ma ti dico io sono sicuro devo aver speso massimo 15 euro e dura ancora, l'ho utilizzato, la lama non balla, anche ogni tanto mi si è piegata, è ancora dritta, perfetta. Qui anche il meccanismo scatta bene, tiene, è duro, il manico è abbastanza lungo che ogni tanto si possono usare anche due mani. Questo è stato veramente un super acquisto e mi sa che lo terrò finché non si romperà. Poi magari quando si rompe penserò ad acquistare qualcosa di un po' più performante, ma per ora va davvero molto bene, e come ti dicevo questo me lo porto dietro sempre perché può sempre servire che ci sia da tagliare un ramo, un piccolo tronchetto. Quindi questo secondo me è il migliore strumento per processare la legna, sia per quanto riguarda le dimensioni di ingombro e l'efficienza. Allora, questi sono gli strumenti da taglio che mi porto dietro appunto nelle uscite quelle bushcraft, ma che poi appunto mi porto dietro anche per le uscite trekking. Magari uscite trekking soprattutto il segaccio, e ogni tanto mi porto anche il tomahawk, oppure ho un'altra accetta un po' più grandina che utilizzavo prima di questo, ma diciamo accetta o tomahawk me li porto soprattutto quando faccio uscite di 2 giorni, che per cui magari in casera serve spaccare un po' di legna, fare qualche lavoretto, altrimenti trekking porto via soprattutto il segaccio. Il coltello quando faccio trekking un po' di meno, ogni tanto l'ho portato, ma solitamente se faccio trekking mi porto un ganzo richiudibile, mi porto quello perché solitamente quando faccio trekking magari ho bisogno di tagliare cibo, corde, garze, non mi metto a fare grossi lavori, batoning e cose di questo tipo, quindi mi porto soprattutto segaccio e un altro coltello, o magari il classico Victorinox. Allora, io spero che questo video ti sia piaciuto, ti lascerò sotto in descrizione i link ai siti dove ho acquistato, magari ti lascio anche dei link ad altre descrizioni, soprattutto del coltello e del tomahawk, magari di gente un po' più esperta nei coltelli, che magari ti parla anche un po' più, in maniera un po' più precisa della geometria dell'acciaio. Io queste cose un po' le so così, ma non sono sicuramente un esperto.
quindi controlla sotto in descrizione, troverai tutta una serie di link utili. Se poi non ti basta, lasciami un commento, come al solito cercherò di risponderti nel più breve tempo possibile. Io ti ringrazio per aver visto questo video, spero ti sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo. Ciao, a presto!